Allora, eccoci con Claudia Magrin, revisore dei conti della Filcams di Vicenza e della Filcams del Veneto. Siamo qui nella nuova sede di Vicenza, in via Vaccari, di fronte al centro civico. Spiegaci, Claudia, perché è così importante la presenza di una nuova sede e da dove è nata questa idea? L'idea della nuova sede è nata durante un direttivo perché gli iscritti hanno chiesto di avere maggiore privacy durante i colloqui. Il segretario generale Alessio Odoni ha pensato, vedendo la difficoltà, ha pensato di chiedere alla Camera del Lavoro dei spazi più ampi. Purtroppo loro non ne avevano, quindi poi ha chiesto ai revisori dei conti se aveva capienza a livello finanziario per poter affittare o eventualmente acquistare degli spazi. Noi abbiamo fatto i conti, gli abbiamo dato l'ok e lui ha chiesto poi tutti i permessi necessari. Ecco, ci sono voluti degli anni per arrivare alla nuova sede. Odoni è passato al regionale, c'è un nuovo segretario che è Fabio La Russa. Infatti, poi Alessio ha lasciato tutte alle capaci mani di Fabio La Russa, che ha preso in mano il progetto e con caparbietà, intelligenza e simpatia ha portato a termine il lavoro iniziato, arrivando oggi a fare l'inaugurazione. Gli spazi sono ampi, la gente si sente più tranquilla, può venire a parlare senza che il vicino senta le difficoltà che ha anche nel posto di lavoro. Quindi noi pensiamo di ringraziare sicuramente l'intuizione e la delicatezza di Alessio, la capacità organizzativa di Fabio e anche e soprattutto la segreteria sia della Filcams di Vicenza che della Filcams del Veneto per la disponibilità.